Buon pomeriggio a tutti. Nello scorso video ci siamo occupati di diverse mitzvot, di diversi precetti, ma abbiamo tralasciato quelli alimentari, che hanno in realtà un grandissimo impatto sulla vita ebraica quotidiana. Oggi ci occuperemo proprio di questo, cioè delle regole della kashrut. Le regole della kashrut sono fondate nella Torah, come tutte le mitzvot, come tutti i precetti che per essere considerati tali devono essere contenuti nel Pentateuco, ma in realtà vengono in gran parte spiegate, decodificate, direi proprio anche interpretate dalla tradizione rabbinica. In particolare nello Shulchan Aruch, che è il più importante trattato alachico redatto nel XVI secolo da Rav Yosef Karo. Quando parliamo di kashrut, l'argomento forse più complesso da trattare è quello che riguarda l'alimentazione carnivora, cioè la possibilità di mangiare carne di animali. Anche perché il genere umano, quando viene creato, ci dice la Bibbia, è creato vegetariano. L'alimentazione originaria dell'umano è quindi quella vegetariana, ma dopo il diluvio universale, quando i figli di Noè escono dall'arca, è consentito loro mangiare anche carne di animali. È proprio in questo punto della Bibbia che viene data la prima regola, che è una regola che vale per tutti gli esseri umani ed è quella regola che è nota in ebraico come Ever Min HaChai, cioè il divieto di strappare un arto a un animale vivente. In Genesi 9 è scritto: non mangiate però carne mentre ha la sua vitalità, il suo sangue. Da questo versetto viene dedotto non tanto il divieto assoluto di cibarsi di sangue, ma il divieto appunto di mangiare carne viva, cioè di strappare appunto un arto a un animale ancora vivente. Questa regola vale per i figli di Noè, che non sono ebrei, quindi vale per tutta l'umanità, come vedremo nei video seguenti, e di conseguenza vale anche per gli ebrei, ovviamente. Per gli ebrei però valgono una serie di restrizioni ulteriori che sostanzialmente dividono gli animali in kasher e non kasher. Kasher è un'espressione ebraica che significa adatto. Gli animali kasher sono quindi gli animali adatti all'alimentazione ebraica, gli animali permessi. Quelli non kasher sono quelli vietati, che però di per sé stessi non sono animali intoccabili con cui non si può avere nessun tipo di relazione. Per esempio possono essere usati per il trasporto, per il lavoro nei campi, per altri generi di scopi. Per quanto riguarda i quadrupedi, la grande regola è quella contenuta nel libro del Levitico che dice: ogni quadrupede che abbia uno zoccolo e che abbia in esso una fessura che lo divide in due e che rumini, potrete mangiarlo. Quindi i quadrupedi sono kasher quando hanno contemporaneamente lo zoccolo diviso e sono ruminanti. Questo significa che sono kasher bovini, ovini e cervidi. Mentre non è kasher il maiale, che è forse l'animale non kasher più noto, che ha lo zoccolo diviso ma non è ruminante, non è kasher il coniglio, non sono kasher il cammello e il cavallo. Però appunto si tratta di animali che sono usatissimi per altri scopi, per il trasporto, per i viaggi, per i lavori, ma non possono essere mangiati. Per quanto riguarda invece i volatili, è kasher il pollame, mentre non sono kasher i rapaci e gli uccelli notturni. Qui il testo biblico dà un lungo elenco di volatili non kasher e sembra quasi seguire una tradizione alimentare, per cui c'è una tradizione alimentare di nutrirsi di pollame e molto meno, per esempio, di nutrirsi di rapaci. Definire però un animale kasher in quanto tale, cioè perché ha delle caratteristiche fisiche specifiche, non è sufficiente, perché anche l'animale kasher deve essere preparato in un certo modo per l'alimentazione. Anzitutto c'è una caratteristica fondamentale.
per essere adatto all'alimentazione ebraica, un animale non può essere morto di morte naturale, ma deve essere macellato appositamente per scopo alimentare. Ora, noi abbiamo già visto che i precetti non vanno osservati per motivazioni razionali, fossero anche motivazioni igieniche, ma vanno osservati perché sono comandati nella Bibbia. Questo non toglie però che molti precetti abbiano delle spiegazioni razionali di vario tipo, etiche, di rispetto del creato, di rispetto della salute umana, eccetera. E questo è un caso evidentissimo. Mangiare un animale morto di morte naturale potrebbe significare mangiare un animale malato, che è morto di malattia, e quindi rischiare di prendere dalla carne di quell'animale la malattia. Questo va evitato naturalmente, quindi l'animale deve essere perfettamente sano prima di essere macellato e dopo la macellazione vengono svolti una serie di controlli soprattutto sui polmoni, cioè soprattutto per verificare che l'animale non abbia, finché era in vita, non abbia avuto delle patologie polmonari e in generale la macellazione deve essere fatta in una maniera particolare. La macellazione rituale ebraica si chiama shechitah e viene praticata sui quadrupedi e sugli uccelli. Non viene praticata sugli altri viventi che possono essere mangiati, cioè i pesci sostanzialmente. La shechitah consiste in un taglio netto, rapidissimo, fatto con un coltello molto affilato di trachea, esofago, carotide e giugulare che vanno recise contemporaneamente. In questo modo l'animale muore all'istante, inizia a perdere molto sangue, perché uno degli aspetti fondamentali della macellazione rituale è la perdita totale del sangue e questo è l'unico modo accettato per uccidere un animale. Ora, anticamente si riteneva che questo tipo di uccisione fosse anche molto rispettoso dell'animale perché era il modo più indolore possibile per uccidere una bestia. Oggi ci sono altri metodi. Oggi normalmente la carne che non ha bisogno di essere macellata secondo regole religiose l'animale viene prima stordito e poi viene ucciso, in modo che sostanzialmente non si renda conto di morire. Questo è vietato nella macellazione rituale ebraica, la shechitah deve essere fatta su un animale vigile. E questo crea naturalmente una serie di dibattiti perché oggi non tutti sono convinti che questo modo di uccidere gli animali sia il meno doloroso possibile per l'animale stesso, il che tra l'altro porta alcuni paesi a vietare la macellazione rituale ebraica e tra l'altro di conseguenza anche quella islamica, che è piuttosto simile alla macellazione ebraica ma prevede la perdita di un quantitativo minore di sangue. Proprio la perdita del sangue è uno degli elementi fondamentali perché la preparazione della carne kasher prevede sostanzialmente che vengano eliminati 3 elementi che sono vietati per l'alimentazione ebraica: il sangue, alcune parti del grasso e il nervo sciatico. Il sangue e il grasso perché sono elementi di vita. Un essere vivente è vivo finché il sangue circola nel suo corpo. La perdita di sangue ha a che fare con la morte o potrebbe avere a che fare con la morte. Anche il grasso è un elemento fondamentale per la vita, un essere totalmente privo di grasso non potrebbe vivere e quindi questi alimenti sono alimenti che potevano essere offerti al Tempio di Gerusalemme ma non sono adatti all'alimentazione ebraica, in realtà non tutte le parti di grasso, solo alcune. Un discorso particolare invece va fatto per il nervo sciatico, perché gli ebrei non possono nutrirsi di nervo sciatico per una ragione che definirei quasi storica e qui il testo biblico è chiarissimo nello spiegarci cosa accade. In Genesi 32 siamo in un episodio molto importante per la storia di Israele, cioè nel momento in cui il patriarca Giacobbe incontra un angelo
che poi rappresenta Dio, lotta con questo angelo e alla fine della lotta l'angelo lo benedice e cambia il suo nome da Giacobbe in Israele. È la prima volta che verrà utilizzato il nome Israele, che quindi è il nome di un patriarca prima di tutto, ma di un patriarca dopo la lotta col divino, e da lì diventerà il nome di un popolo, diventerà il nome quindi della terra che questo popolo abita, eccetera. Allora, dopo la lotta con l'angelo, il testo ci dice: il sole si levò quando ebbe passato Penuel ed egli zoppicava su una coscia. Perciò i figli di Israele ancora oggi non mangiano il nervo ischiatico che si trova nella parte posteriore della coscia, perché l'essere divino colpì la parte posteriore della coscia di Giacobbe nel nervo ischiatico. Questo è un caso in cui la Torah ci dà una spiegazione chiarissima del perché vada osservato un precetto. Gli ebrei non mangiano il nervo ischiatico o nervo sciatico per fare memoria dell'incidente che colpì il patriarca in un momento particolare, in un momento anche con degli aspetti molto positivi, ma anche con questa lotta e questa esperienza di dolore. Tutto quanto detto finora riguarda gli animali quadrupedi e volatili, cioè quindi diciamo gli animali che possono essere macellati, che hanno del sangue, possono perdere del sangue. Diversa è la questione per gli animali acquatici. Gli animali acquatici sono kasher se hanno pinne squame, quindi se sono dei pesci, diciamo così, tradizionali. Non è kasher l'anguilla, per esempio, perché l'anguilla non ha le squame, e non sono kasher i molluschi e i crostacei. I pesci però non possono essere shachtati, non possono essere macellati ritualmente, perché il pesce muore nel momento in cui esce dall'acqua, quindi poi non c'è nessun bisogno di fare altri trattamenti particolari. E in generale non è kasher nessun tipo di rettili o di anfibio, quindi non sono kasher le rane, per esempio, e neanche gli invertebrati, quindi non sono kasher le lumache. Qui in realtà ci sarebbe da fare una piccola precisazione. Ci sono alcuni tipi di locuste che sono kasher, ma la gran parte, la quasi totalità delle comunità ebraiche ha perso la tradizione chiara di quali fossero le locuste kasher che si conosceva in antico. Noi abbiamo una testimonianza di questo, per esempio, nei Vangeli. Un ebreo molto religioso come Giovanni Battista si nutriva di locuste, ma sapeva riconoscere le locuste kasher. Oggi si è persa questa tradizione e quindi le locuste non vengono più mangiate, che vuol dire che non si mangiano più gli insetti in generale o gli invertebrati. Questo ci servirà per comprendere poi anche altre regole. Allora, l'animale deve essere kasher, cioè deve avere determinate caratteristiche, deve essere macellato in un certo modo, ma non è ancora sufficiente. Vi è una terza regola, che è una regola particolare e che ha delle conseguenze abbastanza importanti, che è prescritta, per esempio in Esodo 23. Vi leggo il versetto completo perché ci sarà poi utile. Esodo 23, 19. Le nuove primizie della tua terra recherai nel santuario del Signore Dio tuo, non cuocere il capretto nel latte di sua madre. Delle primizie ci occuperemo tra poco, ma intanto c'è il divieto di cuocere il capretto nel latte della madre. Siamo in Esodo 23, ma poi ancora in Esodo 34, dove si dice, ancora una volta, le nuove primizie della tua terra recherai nel santuario del Signore Dio tuo, non cuocerai il capretto nel latte di sua madre. E poi ancora, in Deuteronomio 14 al versetto 21, non cucinerai il capretto nel latte di sua madre. Sono 3 ripetizioni dello stesso precetto. E noi abbiamo già imparato che quando nella Torah qualcosa viene ripetuta, quindi sembra inutile, sembra pleonastica, in realtà la ripetizione serve a introdurre un'innovazione, serve a introdurre qualcosa di più.
Il testo della Torah dice questo: non cuocerai il capretto nel latte di sua madre. Come lavora la tradizione rabbinica su questo? Allora, anzitutto lavora sul fatto che 3 ripetizioni devono voler dire 3 cose diverse. E queste 3 cose diverse sono: è vietato mangiare insieme il capretto e il latte di sua madre. È vietato cucinare, conservare, servire nello stesso piatto il capretto e il latte di sua madre. È vietato trarre qualunque beneficio da questa mescolanza. E poi il divieto viene esteso con il principio del fare una siepe intorno alla Torah, cioè estendere il divieto rispetto a quanto è prescritto in maniera puntuale nel testo biblico, e allora non sono più il capretto nel latte della sua mamma, che potrebbe ovviamente avere un significato di difesa della vita. Il latte materno è un alimento di vita, è il primo alimento del cucciolo, allora tu puoi prendere il cucciolo per nutrirtene, ma non puoi rendere la mamma complice della morte del cucciolo. Ma questo precetto viene esteso a tutti i tipi di carne, anche il pollame per esempio, benché i polli non producono latte, e tutti i tipi di latticini. Quindi non è più il capretto nel latte di sua madre, ma è tutti i tipi di carne e dall'altra parte latte, burro, formaggio, tutto quello che viene dai latticini. Divieto di mangiarli insieme, divieto di cucinarli, conservarli, servirli, cuocerli, e questo ha una conseguenza importante, cioè che gli ebrei osservanti hanno una doppia batteria di stoviglie, quindi di piatti, di posate, di pentole, ma anche una doppia lavastoviglie, un doppio frigorifero, oppure un frigorifero ben diviso al suo interno, o una lavastoviglie usata solo per la carne o solo per i latticini. Questo di fatto divide tutti i cibi kasher in 3 macro categorie. I cibi bassari, cioè i cibi a base di carne, che non devono entrare in contatto con i latticini, i cibi alavi, cioè i cibi a base di latticini che non devono entrare in contatto con la carne, e i cibi parve, cioè neutri, che sono i cibi vegetali, ma dei cibi parve fa parte anche il pesce, perché il pesce non è tecnicamente carne, ovviamente non è un latticino. I cibi parve possono entrare in contatto sia con i cibi di carne che con i cibi di latte. Allora vediamo che insomma la questione si complica abbastanza. Mangiare davvero kasher richiede una grandissima attenzione a quello che si introduce nel proprio organismo. E questo ha una motivazione religiosa, ma evidentemente ha anche la conseguenza appunto di non ingurgitare qualunque tipo di cibo ti capiti davanti, perché questo non è permesso. Il terzo divieto sulla mescolanza di carne e latte è il divieto di trarre beneficio da questa mescolanza, cioè una mescolanza di carne e latte non può essere venduta a un non ebreo, non può essere usata per dare da mangiare a un animale domestico, non si può in alcun modo trarre vantaggio, trarre denaro, mentre altri cibi che sono vietati agli ebrei possono essere venduti a chi li può mangiare, la mescolanza di carne e latte no. Queste sono le principali regole che riguardano i viventi, quindi carne, pesce, alimenti di derivazione vegetale. Di derivazione animale. Gli alimenti di derivazione vegetale invece sono più semplici, forse per quella antica regola che Dio aveva dato: nutritevi di vegetali. Se siete ebrei osservanti e vi nutrite di vegetali è un po' più semplice. Perché dico un po'? Perché in realtà anche qui c'è qualche regola. La prima è molto intuitiva: i vegetali devono essere davvero vegetali, cioè non devono avere al loro interno insetti, piccoli animali, tutto quello che appartiene al regno animale, quindi devono essere puliti con molta cura, devono essere controllati. Poi ci sono delle regole che valgono in particolare per i vegetali cresciuti in terra di Israele.
Perché come sappiamo la terra di Israele è un luogo particolarissimo per gli ebrei. In terra di Israele valgono dei precetti che valgono solo lì, che non valgono in diaspora. Questi sono soprattutto i precetti agricoli e questo ha delle ricadute sull'alimentazione. Quando esisteva il Tempio era previsto che dai vegetali cresciuti in terra di Israele si prelevassero delle decime, sostanzialmente delle decime per i Kohanim, cioè per i sacerdoti, per i Leviti e per i poveri. E questa regola delle decime formalmente rimane ancora. E poi la regola della Shemitah, cioè del settimo anno. Il settimo anno è l'anno sabbatico ed è l'anno sabbatico anche per la terra. La terra deve riposare. Naturalmente questo non vuol dire che si può morire di fame perché non si coltiva in alcun modo la terra, ma vuol dire che alla terra si può chiedere di produrre solo il minimo indispensabile per la sopravvivenza, non per vendere, per guadagnare, per arricchirsi. Quindi, per esempio, la regola è che durante l'anno della Shemitah i prodotti coltivati in terra di Israele non possono uscire dalla terra di Israele, non possono essere consumati da un ebreo religioso fuori dalla terra di Israele se sono stati coltivati nel settimo anno. Anche fuori dalla terra ci sono delle regole che hanno valore, quindi che hanno valore sia in Israele sia in diaspora. La più importante forse è la regola dell'Orlà, che è fondata su il capitolo 19 di Levitico, versetti 23-24. Quando sarete entrati nel paese e avrete piantato ogni specie di alberi fruttiferi, dovrete precludervi i suoi primi frutti. Per 3 anni vi saranno preclusi, non verranno mangiati. Nel quarto anno tutti i suoi frutti saranno sacri per ringraziamento al Signore, ma nel quinto anno potrete mangiare liberamente i suoi frutti e il suo raccolto vi crescerà. Io sono il Signore vostro Dio. Allora, la chiusa "Io sono il Signore vostro Dio" è una specie di sigillo dato da Dio per rendere più importante quello che ha appena detto. E che cosa ha appena detto? Che quando un albero produce frutti nei primi 3 anni di vita, tu i frutti li devi lasciare sull'albero e non li puoi toccare. Il quarto anno li puoi raccogliere, ma li devi destinare a Dio, cioè li devi portare al santuario e li puoi mangiare solo nel quinto anno. Oggi il santuario non esiste più e quindi oggi i frutti restano sull'albero per 4 anni e vengono consumati solo a partire dal quinto anno. E benché il testo biblico dica quando sarete entrati nel paese, quindi in Israele, la tradizione rabbinica applica questa regola anche agli alberi che stanno fuori dalla terra di Israele. Quindi questa regola vale sia in Eretz Israel che in diaspora e di fatto, attualizzata dopo la distruzione del Tempio, vuol dire non poter mangiare i frutti di un albero per i primi 4 anni di vita dell'albero. È una regola che, tra l'altro, ripeto, forse non come scopo principale, ma sicuramente come conseguenza, ha quella di non stressare troppo una pianta giovane, cioè di lasciare che la pianta giovane cresca, produca quello che può produrre e piano piano diventi una pianta più forte, in modo che noi togliamo i frutti solo da una pianta ormai diventata adulta, non forzando a produrre una pianta molto giovane. L'altra regola è quella del grano nuovo, che è spiegata in Levitico 23, dove si dice: siamo all'interno delle regole che riguardano Pesach, cioè la Pasqua ebraica. La principale regola di Pesach è quella di non mangiare cibi lievitati, ma viene anche detto: non mangerete né pane né grano abbrustolito né grano fresco del nuovo prodotto fino a quel giorno, fino a che cioè non avete presentato il sacrificio destinato al vostro Dio. Questa è legge per tutti i tempi, per le vostre generazioni, in tutte le vostre sedi. Allora, il grano nuovo è il grano che viene piantato dopo Pesach e che non può essere consumato in alcun modo fino
al giorno in cui avrete presentato il sacrificio destinato al vostro Dio, cioè fino al secondo giorno del Pesach successivo. Cosa vuol dire tradotto? Che quando la semina del grano viene fatta tardivamente, cioè viene fatta dopo Pesach, quindi diciamo nella primavera avanzata, tendenzialmente in aprile, non ha senso correre per far produrre alla terra questo grano, cioè queste spighe, poi questo frumento e poi tutti i prodotti che ne derivano, perché tanto questo grano non può essere consumato per un intero anno. Ancora un precetto che, tra le altre cose, aiuta a non forzare i ritmi della terra, aiuta a tenere conto dei ritmi fisiologici della produzione. La terra va coltivata, l'uomo deve fare il giardiniere del creato, ma non ha il diritto di forzarla. E qui il testo biblico è chiarissimo sui modi e sui tempi in cui questo precetto va osservato, perché si dice: questa è legge per tutti i tempi, per le vostre generazioni, in tutte le vostre sedi. Per tutti i tempi, per le vostre generazioni, cioè per sempre, non ci sarà un momento in cui questo precetto cadrà in prescrizione, caso mai ci fosse bisogno di ribadire che i precetti della Torah non cadono in prescrizione, quindi anche quando non potrete più presentare il sacrificio al Tempio perché il Tempio non c'è più, dovrete continuare a osservare questo precetto in tutte le vostre sedi, quindi sia in terra di Israele sia in diaspora. Quindi il testo è chiarissimo nell'affermare che questo non è un precetto legato a un luogo particolare della terra. Infine c'è un alimento che è un alimento di base vegetale, ma è un alimento che ha un ruolo particolarissimo nella tradizione ebraica, però direi in tutte le tradizioni religiose e in tutte le tradizioni umane più in generale, anche se con criteri diversi, e cioè il vino. Il vino viene prodotto dalla vite, quindi dall'uva, quindi viene prodotto da un vegetale, e per il vino quindi vale almeno di base la regola dell'orlà, cioè la regola dei 4 anni più 1 di vita. L'uva che proviene da una vite che ha meno di 4 anni non può essere utilizzata per produrre del vino kasher, è solo dal 5° anno in avanti che si può raccogliere quell'uva. Ci sono poi però delle regole ulteriori. Ovviamente tutto quello che entra in contatto con il processo di produzione del vino, quindi dal grappolo d'uva fino al vino in bottiglia, quindi tutti gli strumenti, gli impianti per il raccolto, per lo stoccaggio, per la vinificazione, devono essere kasher. Quindi non possono essere entrati in contatto con alimenti o con materiali che non li rendano kasher. L'altro elemento importante è che il personale che contribuisce alla lavorazione del vino, anche qui dal momento in cui viene raccolto il grappolo d'uva fino al momento in cui viene stappata la bottiglia di vino, deve essere costituito da ebrei osservanti. Il che, come capiamo, potrebbe essere abbastanza complesso da realizzare in un mondo in cui gli ebrei non sono poi così numerosi. Questo vale però a meno che il vino non sia mevushal, cioè non sia pastorizzato. In quel caso può essere lavorato anche da non ebrei. È evidente che ci vuole comunque una supervisione rabbinica o comunque una supervisione ebraica per verificare che tutto venga fatto a dovere, ma il vino può essere lavorato, quindi l'uva, il mosto, il vino possono entrare in contatto anche con non ebrei. Oggi la maggioranza dei vini kasher sono mevushal proprio anche per questa ragione di sicurezza lachica da una parte e di maggior maneggiabilità dall'altra. C'è poi una regola che forse è la regola più importante, anche se oggi è la meno difficile da osservare, e cioè che il vino, per essere kasher, non deve essere stato dedicato a pratiche idolatre, non deve essere vino di libagione, perché ovviamente in antico il vino veniva offerto
al Dio di Israele, al Tempio di Gerusalemme, ma veniva offerto anche agli idoli nei vari culti pagani. E chiaramente non si può considerare kasher un vino offerto a un idolo. Diciamo che oggi è più improbabile che questo accada. L'ultima regola, la indico per ultima, ma in realtà forse è in assoluto la regola più importante della kashrut, anzi sono due, sono il divieto di introdurre nel proprio organismo sostanze che nuocciono alla salute, quindi veleni di qualunque tipo di sostanza ci faccia male, ma quindi di per sé anche il divieto di assumere droghe o di fumare, perché sono sostanze che nuocciono alla salute umana, e il divieto di sprecare cibo. Cioè è esplicitamente vietato gettare del cibo finché questo cibo è ancora adatto al consumo umano. Naturalmente quando il cibo è avariato è obbligatorio buttarlo via perché altrimenti nuocerebbe alla salute, ma finché non è avariato è vietato sprecarlo. Queste ultime regole sono regole a cui di solito si pensa poco, molto concentrati sulla distinzione tra stoviglio, sul modo di macellare gli animali, ma invece credo siano regole davvero fondamentali per comprendere che la kashrut ha anche lo scopo di preservare la salute umana, ma anche di rispettare le possibilità che la natura e il creato offrono. Per approfondire questo argomento, anche oggi vi consiglio 3 libri. Il primo è il testo di Rav Riccardo Di Segni, Guida alle regole alimentari ebraiche, pubblicato in terza edizione da Lamed Edizioni, un testo non recentissimo, ma ancora oggi forse il testo migliore in italiano per comprendere le regole e il modo in cui applicarle. È un testo di halakha a tutti gli effetti in lingua italiana. Più discorsivo ma non meno serio è il testo curato da Rossella Tercatin, La dieta kasher, storia, regole e benefici dell'alimentazione ebraica, che presenta le regole nella loro complessità, ma anche la storia e quindi degli elementi più discorsivi che hanno a che fare con l'alimentazione kasher. Così come appunto un poco più discorsivo è il testo di Massimo Salani, A tavola con le religioni, ebraismo, che fa tra l'altro parte di una collana in cui sono contenuti altri libri simili, A tavola con le religioni, cristianesimo, A tavola con le religioni, islam, che sono stati anche raccolti in un volume unico. Buon approfondimento e arrivederci a settimana prossima.